Il Veneto è in fibrillazione, eppure Treviso cerca di dare risposte al malessere diffuso, anche esprimendosi nel rispetto della Costituzione. Indipendenza, autonomia, statuto speciale, federalismo. La nostra regione da tempo cerca la sua strada. Alcune vie sono di per sé un vero e proprio strappo, come la rivendicazione dell'indipendenza, altre sono costituzionalmente consentite. La Costituzione è la fonte di ogni riforma, da lì dobbiamo partire dall'articolo 132 che permette, tramite i consigli comunali, di chiedere la fusione di due regioni. Con due immediate conseguenze. Di due consigli regionali, uno solo, e tratterremo all'interno dei nostri territori il 60% dell'IRPEF. Ed è solo l'ultima risposta all'antipolitica. Già il sindaco di Treviso Manildo suggeriva la fusione con il Trentino Alto Adige. Il rinnovato movimento dei sindaci rivendicava invece IRPEF sul territorio e fondo di solidarietà su base regionale. Intanto oggi il Consiglio regionale del Veneto, chiamato a rispondere dal governo sul titolo V della Costituzione, insieme a tutti i consigli regionali d'Italia, ha deciso e chiede di diventare regione a statuto speciale. L'Assemblea legislativa della regione ha predisposto il documento, sottoscritto da quasi tutte le forze politiche, e domani mattina sarà votato. Credo che su questo fronte abbiamo fatto bene come gruppi, in una fase così delicata e complessa come questa, a trovare un elemento di sintesi. Prima di tutto un federalismo differenziato. Chi ha fatto male paga, chi ha fatto bene deve essere premiato. Secondo, dobbiamo evidenziare le positività di chi ha gestito bene certe cose.